Una conferenza stampa oggi per annunciare dei finanziamenti che arriveranno, ma per parlare anche della bozza di bilancio che il Comune di Agrigento ha già fatto. Qual è la situazione in entrambi i due casi? Il lunedì prossimo alle ore 15:30 a Palazzo Chigi si firma finalmente il progetto Girgenti. Dico finalmente perché tutti gli atti propedeutici ci sono stati fatti prima, la settimana scorsa la convenzione approvata in giunta e i comuni finanziati vengono chiamati lunedì lì a sottoscrivere. Dopodiché parte questo importante programma di investimenti sul centro storico della città. Non è un'operazione che riguarda una singola opera pubblica, per cui la finanzi, la mandi in gara. Qui siamo di fronte ad un fatto strutturato e che ha un valore, diciamolo pure, epocale, perché una importante quantità di risorse di questo tipo non ha traccia nel centro storico da che ne abbiamo memoria. Ed è un lavoro anche ponderoso che coinvolge soggetti privati e mi riferisco in particolare all'Università di Palermo per una parte di interventi che sono in capo a quell'ente con un importante finanziamento proprio disponibile. L'altra notizia è il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria e connesse sul patrimonio abitativo, in particolare bando a cui abbiamo partecipato d'intesa con l'Istituto Autonomo Case Popolari, che prevede interventi di manutenzione straordinaria in diversi immobili del Comune di Agrigento, in diverse aree del Comune di Agrigento, Fontanelle, La Seta, alcune nell'area del centro. E anche questa pare una buona boccata d'ossigeno, quantomeno per quelli che sono gli aspetti di riverbero sociale. Il terzo argomento di discussione è l'avvio della sessione di bilancio, che è del bilancio 2017, che dovrebbe essere un previsionale, in realtà più che previsionale è un pressoché consuntivo, che arriva dopo una serie di difficoltà nel suo componimento e che comunque non sono delle criticità uniche della nostra realtà. Questo lo dico anche per darci un minimo di senso dell'ottimismo in una condizione che ha delle sue criticità notorie che conosciamo tutti quanti. L'altro elemento puntuale col quale abbiamo fatto i conti, come dicevamo un momento fa, è quell'analisi prognostica puntuale del contenzioso del Comune, che è un dato magmatico e di grandissima portata per il Comune di Agrigento, con una serie di procedimenti che, come voi sapete, sono in corso. Tuttavia si avvia questa fase che ci fa dire che un equilibrio è stato raggiunto e però ci dice anche che per quanto riguarda la parte corrente continueremo a essere ingessati così come lo siamo stati per 2 anni e mezzo, e quindi quando il cittadino chiede dei servizi essenziali, il palo della luce, e il Comune ha la difficoltà a garantirli, è accaduto dai 2 anni e mezzo a sta parte, ma accadeva in realtà anche prima, continuerà ad essere così. La notizia invece buona sono i finanziamenti che arrivano per bandi a cui partecipiamo, e devo dire che in questo momento siamo al 100% delle richieste presentate e risultati ottenuti in termini di posizionamento utile all'interno dei bandi. Speriamo che questo trend positivo almeno continui, e questo serve a dare delle risposte di tipo strutturale al territorio. Per chiudere sul bilancio, quell'operazione di efficientamento è stata portata avanti, continua ad essere portata avanti, ma la rigidità obiettiva che è dovuta a riduzione dei trasferimenti dello Stato e della Regione nei confronti dei comuni continua ad esserci.